Buongiorno, eccoci, siamo pronti per questo nostro focus. Oggi parliamo di lavoro, ma ne parliamo in una chiave tutta particolare. Per questo vorrei che vedessimo insieme questa intervista e questa storia che riguarda un giovane siciliano. Siamo tutti super giovani, tutti under 26, lavoriamo nel mondo dello sviluppo software e insomma quello che facciamo noi è sviluppare la digitalizzazione di diverse aziende nel territorio siciliano, quindi noi operiamo dalla Sicilia per tutta Italia in realtà e sviluppiamo applicazioni, siti web, web app, validandole, quindi cercando di capire qual è il mercato in cui si vogliono sviluppare prima di andarla a sviluppare realmente. Tantissimi giovani lasciano la Sicilia, tu perché hai deciso di rimanere? Io ho deciso di rimanere perché ho colto l'opportunità, perché da qui si può sicuramente realizzare qualcosa di nuovo che possa espandersi in tutto il territorio e siamo convinti che ad oggi con gli strumenti di digitalizzazione che esistono si possa lavorare da qui a tutto il mondo principalmente ed è quello che noi abbiamo fatto di base e siamo riusciti a farlo benissimo. Eccoci, dunque Samuel Cannone, 23 anni, ha le idee ben chiare e oggi abbiamo intitolato il nostro focus Restanza, che proprio è quello che si aspettano tantissimi giovani siciliani che invece purtroppo sono costretti a lasciare la nostra regione. Intanto do il benvenuto, oggi in studio abbiamo Carmelo Abbate, che è il portavoce del movimento politico Ora, grazie per essere con noi. Salve a tutti. Dovremo avere anche in collegamento non lo vedo ancora, però spero di poi collegarci e quindi di dare spazio anche a altre voci. Intanto partiamo da Carmelo Abbate. Questo movimento, questo vostro progetto che prende forma e soprattutto è rivolto ai giovani, ma non solo, insomma a chi ha deciso di fare una scelta importante, una scelta di vita anche, che è quella appunto di restare in Sicilia. Voi avete presentato un progetto, proprio una proposte reali, concrete, 5 punti. Io vorrei partire dal primo dato che voi avete appunto analizzato, che è un dato anche importante. Il 73% dei giovani che ha meno dei 30 anni, che ha dovuto lasciare appunto la Sicilia, ha una scolarizzazione alta, quindi parliamo di laureati o di diplomati, quindi una scuola appunto di secondo grado. Questa è la prima slide che vorrei che magari si potesse mandare. Cominciamo da qui. Questi ragazzi che purtroppo tantissimi hanno dovuto lasciare appunto la Sicilia. Ecco la slide, intanto appunto grazie per l'invito. Ecco appunto faccio un passo indietro, Ora è un partito nazionale, ecco noi con Ora in Sicilia stiamo lavorando tantissimo per portare al centro la grande battaglia del futuro dei giovani e come dicevi abbiamo fatto un'analisi su 1150 giovani siciliani con una grande survey, un questionario per comprendere problemi, prospettive e i loro pensieri rispetto al futuro. Questo è il primo dato che emerge da una lunga analisi, appunto rispetto intanto al cluster. Abbiamo una quota di persone con un buon titolo di studio, laurea o titolo superiore. Abbiamo fatto questa analisi coprendo tutta la Sicilia in maniera equa a livello di distribuzione geografica e ci sono alcune evidenze secondo me molto interessanti. Ci hanno detto i giornali che nulla di simile era stato fatto, quindi certo, anche quindi, poi insomma, è stato commentato parecchio. Benissimo, ora avremo modo di approfondire anche altri nodi che avete e comunque altre analisi, altri dati che avete analizzato, avete appunto presentato. Do il benvenuto, lo vedo già inquadrato, a Simone De Pieri che è Patto per Restare. Grazie per essere con noi, grazie Simone. La vostra esperienza, Patto per Restare, se non vado male, noi ci siamo sentiti qualche tempo fa, nel 2025, il 16 credo novembre, San Giovanni Gemini nell'Agrigentino dava proprio il via a questa vostra esperienza. Tanto dici subito qualcosa per far capire anche cosa è cambiato, no? In questo, cosa avete apportato ancora di più in questi mesi. Allora, intanto grazie per l'invito, è un piacere tornare a parlare qui a distanza di alcuni mesi. È cambiato davvero tanto, tra l'altro eravamo in studio proprio con Carmelo, se non ricordo male. È cambiato tanto, nel senso che quello di San Giovanni Gemini era un punto di partenza del Patto per Restare, adesso alle oltre 60 organizzazioni che c'erano già insomma, in quell'occasione, che hanno firmato questo Patto per Restare, si sono aggiunti centinaia e centinaia di persone in tutta la Sicilia
che ci stanno mettendo la faccia, è il caso di dirlo, per la nostra campagna Non restiamo senza. È una campagna che servirà a sostenere, insomma, a far emergere, a sostenere quelle che sono le principali problematiche, tra l'altro, della nostra regione e delle nostre comunità. C'è chi appunto vuole parlare di biblioteche, chi ricorda che mancano gli ospedali, chi ricorda che mancano gli spazi culturali, chi ricorda che manca il lavoro. Insomma, una Sicilia che è piena di richieste. E il centro poi alla fine è sempre quello, cioè noi ci siamo resi conto che parlando e creando appunto queste assemblee, tra l'altro in questi giorni si stanno svolgendo le assemblee provinciali, il problema più grosso di questa regione è che chi dovrebbe prendere le decisioni, dovrebbe risolvere questi problemi, non ci sta lavorando. Vediamo se non li conosce, ed è grave, se fosse così sarebbe estremamente grave, o perché li ignora. Certo, a noi questa cosa non va bene, di lavorarci, di portare le proposte. La prima proposta che abbiamo fatto è quella sul lavoro, ne possiamo insomma parlare proficuamente dopo, ma stiamo appunto, come dicevo prima, iniziando a raccogliere tutte le idee che ci sono sul territorio, quindi tutte le necessità che i siciliani hanno. Certo, e che comunque sono appunto peculiari ai territori, ovviamente. Un attimo, assolutamente, ciascun territorio ha ne approfondiremo. Sì. Do il benvenuto anche ad Alfio Mannino, che è il segretario generale della CGIL Sicilia. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per il cortese invito. C'è un importante report recente che voi avete fatto e avete appunto anche registrato che quasi 100.000 giovani negli ultimi 5 anni hanno abbandonato la regione fra i 18 e i 35 anni, un dato veramente importante, ma soprattutto che la dice lunga sulla qual è la situazione. Una cosa che mi interessava approfondire, da questa analisi si evince anche la negazione del diritto allo studio, perché molti studenti non solo vanno via dalla Sicilia per cercare un lavoro, ma anche per studiare, e dunque anche l'offerta formativa evidentemente ha delle lacune. Credo che il vostro report appunto segnali anche questo. Assolutamente sì. Ma assolutamente sì, anche perché qui il diritto allo studio spesso viene negato. Noi siamo una regione dove manca una legge sul diritto allo studio, dove mancano i servizi universitari, dove la questione del merito non viene assolutamente toccata, al punto tale che si pagano tasse che non si pagano in altre università italiane. Quindi c'è un tema che riguarda non soltanto la qualità dell'offerta, ma il fatto che mancano servizi a sostegno dell'istruzione e della formazione. Noi stiamo perdendo 100.000 ragazzi, significa perdere un'intera generazione, e quello è il dato statistico che ci deriva dallo studio dell'Istat. Se noi addirittura a questo aggiungiamo il fatto che i dati di Alma Laurea ci dicono che ci sono oggi 35.000 ragazzi e ragazze siciliani iscritti in università del nord del paese, significa che quel dato è ancora più forte e ancora più significativo. Il dato del diritto allo studio che viene negato sia a scuole secondarie ma sia dall'università, abbinato al fatto che abbiamo un mercato del lavoro molto debole, frammentato, parcellizzato, e spesso quel lavoro che c'è è un lavoro che non è un lavoro di qualità, non c'è dubbio che determina questo esodo che francamente deve fare preoccupare tutti. Assolutamente. Vorrei ritornare ad ora, ai vostri dati, perché c'è un altro cartello che è il Clip 2 che segnala il 53% appunto di chi lascia, abbandona, perché considera una mancanza di carriera prospettiva come un fattore determinante. Infatti è questa la Clip 2 che vorremmo vedere, ma un commento, insomma, voi avete anche sentito questi ragazzi e anche un po' capito che cosa poi c'è dietro queste scelte, no? Sì, è un dato molto importante che probabilmente merita di essere attenzionato. Serve creare consapevolezza su questo elemento, perché chiaramente c'è un tema di salari bassi, ma emerge sempre di più quanto i giovani percepiscano di non avere prospettive di carriera. Dunque anche coloro che magari hanno un titolo di studio, hanno uno slancio per una buona carriera, pensano che qui non sia il luogo giusto. Poi ci sono altri temi come appunto il merito o anche il timore del clientelismo che è bloccante. Ecco perché, e poi arriviamo anche alle proposte che sono state ispirate da questa analisi, ma nascono dall'analisi del problema. Secondo noi bisogna intervenire alla radice del problema e costruire delle fondamenta perché le persone possano scegliere di rimanere. E queste fondamenta in che cosa dovrebbero essere concretizzate?
Ma possiamo anche fare un salto sulle proposte o magari poi torniamo pure sui dati. Di fatto le nostre 5 proposte, partendo dall'evidenza chiara, appunto ad oggi non c'è il contesto perché i giovani possano rimanere o comunque perché scelgano di rimanere in maniera stabile, costante, diciamo. ecco, per noi serve intervenire in maniera molto forte sul lavoro e sulla formazione. Quindi le nostre 5 proposte intervengono sull'esigenza di portare grandi aziende, quindi rendere il sistema più produttivo, fare in modo che cresca un ecosistema di start-up che oggi è assente, investire sulla formazione, quindi ridurre il gap legato alla dispersione scolastica, intervenire sugli ITS, migliorare dunque anche quindi gli istituti tecnici, esatto, questi che sono superiori, statisticamente quelli con il maggior apporto sul lavoro, quindi quelli con cui i giovani quelli che riescono poi a trovare immediatamente lavoro, e abbiamo anche una proposta sul rientro della diaspora, ovvero fare in modo che i tantissimi che sono andati via, che prima erano menzionati, possano rientrare, ma di nuovo sulla base di condizioni strutturali, con un match, con un incontro con la domanda crescente che di nuovo passa da campus universitari, passa da grandi aziende, passa da un sistema produttivo in cui si possa crescere. Ecco, Alfio Mannino, insomma il sindacato è sempre come dire, presente soprattutto purtroppo nelle tante vertenze di lavoro che ci sono nella nostra regione, ma nello stesso tempo questa attenzione che voi state rivolgendo ai giovani anche la dice lunga, nel senso che appunto bisogna creare, come ci diceva Carmelo Abbate, le condizioni proprio strutturali, concrete, perché poi si possa restare, no? Ma assolutamente sì, perché poi i giovani sono coloro i quali sono le prime vittime di queste diseguaglianze che stanno crescendo sempre di più. La cosa che più mi colpisce è che mentre nella società siciliana, soprattutto nei giovani, sta crescendo questa voglia di investire sul loro futuro, sulla loro voglia di costruirsi qui appunto una vita appunto con esperienze positive, l'impegno dei ragazzi di ora o l'impegno ancora più forte del patto per restare, purtroppo di fronte a questo vivacità noi registriamo che le istituzioni non hanno l'adeguata attenzione rispetto a questo fenomeno, a partire dal costruire un modello di sviluppo e di crescita che crea davvero nuova occupazione, che crea occupazione soprattutto nei settori che hanno una maggiore vocazione nella nostra regione. Poco fa voi avete fatto vedere un servizio nel quale si parlava di questi grandi processi della transizione digitale che possono davvero servire alla Sicilia per fare quel salto di qualità. Parliamo della transizione digitale, ambientale, parliamo di investire nelle nuove filiere energetiche, proviamo a ragionare seriamente su ciò che si può fare nelle filiere agroalimentari e ambientali. Cioè, oggi noi se investiamo in un nuovo e un diverso apparato produttivo possiamo davvero dare risposte sul piano occupazionale alle giovani generazioni, per non parlare del fatto che la nostra pubblica amministrazione è vuota di 30.000 posti di lavoro. Mi scusi, sentiamo male purtroppo a tratti, magari se perfeziona poco poco il collegamento. Nel frattempo però vorrei ritornare un po' alla nostra realtà, a quello che è il vissuto, perché c'è un altro dato, è la Clip 3, che dice che il 73% degli intervistati afferma che qui non cambia quasi mai niente, no? Qui le cose non cambiano mai. Simone De Pieri, quante volte lei si è sentito dire dalle persone che ha incontrato, che fanno parte, le associazioni sono tantissime, sono 60, quante volte si è sentito dire magari qui le cose non cambiano mai? Ma Giusy, tantissime volte. Il problema è proprio questo. Come si diceva correttamente, abbiamo qui delle realtà che stanno lavorando. Da quando abbiamo iniziato l'impegno del patto per restare lo scorso novembre sono fiorite tantissime realtà e tante altre che facevano e fanno politica si stanno interessando al tema. Il rischio più grande è che noi prendiamo questo tema, quello della restanza, quello del restare in Sicilia, del tornare in Sicilia, e lo trasformiamo in uno slogan regionale. Questo è un rischio che noi corriamo e dobbiamo stare attenti come regione a, uno, non farlo diventare uno slogan, due, iniziare a pretendere a livello generazionale, ma non solo,
delle risposte, quindi dobbiamo iniziare a fare un lavoro che per tanti anni non è stato fatto, cioè quello di fare un matching tra quello che viene detto in campagna elettorale, verrà detto nelle campagne elettorali, e quello che invece, quindi le promesse, e quello che invece verrà realizzato, perché troppo spesso noi poi durante le campagne elettorali dimentichiamo, ci facciamo prendere dall'ubriacatura del momento, noi come siciliani, e poi in un secondo momento non andiamo a pretendere che quelle cose che sono state promesse vengano realizzate. Su tutti, appunto, si parla di lavoro, io ho 33 anni, quindi sicuramente non sono anziano, ma non sono neanche un ragazzino, nel senso, sono entrato nel mondo del lavoro da un po' di tempo, e il punto è proprio questo, che si è sempre, da che ho memoria, parlato di lavoro, ma raramente si è fatto veramente qualcosa in maniera strutturale. Quindi non è un caso che la prima proposta del Patto per Restare parli di lavoro, che le proposte di ora e di tante altre realtà parlino di lavoro. Dobbiamo però confluire su un punto, e il punto è questo qui: non possiamo permettere che la restanza, il diritto a restare, diventi l'ennesimo slogan da campagna elettorale, perché altrimenti queste persone sono sfiduciate nei confronti della politica, lo sa di più. Infatti, persone sfiduciate, c'è un altro cartello che è la Clip 4, 55%, dice che la rassegnazione e la speranza scompare. E insomma, questo è un altro dato importante e significativo. Vorrei un commento, e soprattutto da voi che le avete proprio ascoltate queste persone, cosa emerge? Sì. È sempre più evidente che più passa il tempo e più non arrivano le risposte, come si diceva prima, e più chiaramente cresce questa sfiducia verso il sistema. È vero, come diceva Simone, che questo rischia di diventare l'ennesimo slogan in un contesto fatto appunto di bonus, di promesse e di retorica. Noi stiamo cercando proprio per questo di portare la costruzione di una proposta, parliamo di futuro reale, di proposte concrete, proprio per contrapporci. È anche capitato che le nostre analisi venissero commentate dalla politica siciliana, Schifani l'ha commentato, chiaramente tutto questo in un contesto in cui gli anni passano, anche l'attuale gestione, e continuano ad andare via i giovani, quindi è evidente che nulla di rilevante è stato fatto perché si possa frenare questa fuga. Serve dunque intervenire a livello strutturale, che è quello che nessuno ha il coraggio di dire né tantomeno di fare, e per questo proponiamo interventi molto forti, appunto, che cambino l'ecosistema, che permettano alle persone di rimanere per scelta, e questo ha un impatto su tutto il resto, non i singoli bonus alle singole imprese. E a proposito di questo, la Regione ha stanziato 54 milioni che sono stati indirizzati, lo leggo proprio come appunto è stato definito e come è stato pensato, alle aziende non siciliane con sede in luoghi diversi dell'isola che assumano lavoratrici, lavoratori residenti in Sicilia, quindi da remoto, e poi c'è una quota minima di presenza, e sono dei 6.000 euro l'anno per 5 anni, insomma. Vorrei sapere da voi cosa ne pensate di questa iniziativa della Regione, partendo da Alfio Mannino. Ma è chiaro che tutto ciò che aiuta i giovani a tornare naturalmente è un fatto positivo. Il problema è che queste risorse vanno a finire però non nel risolvere strutturalmente le criticità del nostro apparato economico e produttivo, ma sono risorse che vanno alle aziende che hanno la loro presenza nel centro-nord, e quindi si favoriscono le aziende del centro-nord ad avere questi benefici e questi bonus. Magari sì, i ragazzi rientrano in quota parte, ma non si affrontano i problemi strutturali del nostro apparato economico e produttivo. Certo, quindi assolutamente non si incide in quell'aspetto, diciamo così, importante, che poi diventa anche permanente, non diventa appunto... Simone De Pieri, questi 54 milioni, allora? Ma noi abbiamo, già quando è uscita la notizia, anche perché poi noi in quelle settimane abbiamo presentato la nostra proposta sul lavoro come Patto per Restare, abbiamo commentato questa scelta. Per noi è stata una scelta infelice per tutta una serie di ragioni. La prima è fondamentalmente quella che diceva Alfio Mannino, che ci dava Alfio Mannino poc'anzi, cioè il problema non è mettere questi soldi a disposizione delle imprese, il problema è che questi fondi li stiamo mettendo a disposizione di imprese del centro-nord, che ovviamente ci stanno a cuore anche quelle imprese, però se parliamo di Sicilia, insomma, è più logico farlo in Sicilia. In secondo luogo, un calcolo meramente matematico, l'abbiamo ripreso sui canali del Patto per Restare, quindi insomma è pubblica la nostra dichiarazione in questo senso, è il fatto che questi fondi, se dati alle imprese siciliane, avrebbero creato molto più indotto, perché oltre al lavoro diretto
ricordiamo che sono 54 milioni divisi in 5 anni tra l'altro, avrebbero anche generato un indotto da parte dell'impresa che avrebbe dovuto appunto spendere in Sicilia e quindi far girare questi fondi all'interno della regione. In ultimo ma non ultimo, il fatto che non si è capito bene, e qui torniamo sul discorso della trovata elettorale, cosa si debba fare una volta che è finita la sperimentazione, cioè dopo i 5 anni di questi 54 milioni, cosa succede? Queste persone che sono state assunte, dove finiscono? Queste sono le domande che ci siamo fatti noi e non c'è stata una risposta, anzi insomma è stata derubricata la questione. Quindi quando io parlo di trovate elettorali, temo che tutte queste trovate elettorali siano perché manca un anno alle elezioni regionali e che non ritornare potrà appunto qualche mese fondamentalmente, quindi il rischio è questo a nostro avviso. Certo, e invece... Sono intanto Ora? lieto che abbiamo una convergenza di idee su questo tema. Anche noi ci siamo subito espressi negativamente su questa proposta. Partiamo dal presupposto che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi e l'ennesimo bonus non sarà la soluzione. Tutti quindi qui siamo del parere che serve intervenire a livello strutturale ed è evidente che questa proposta non lo fa. Come dicevano prima, va a supportare aziende del nord, non è sicuramente quel piccolo bonus a creare un circolo virtuoso e quindi perché non facciamo in modo che si creino dei poli di crescita, si portino campus universitari, si migliori sul piano dell'università e della ricerca, perché non attraiamo start-up, perché non facciamo crescere l'ecosistema a livello strutturale. Questo è quello che nessuno ha il coraggio di fare perché è complicato, ma di nuovo serve agire alla radice, serve fare le cose complesse, solo quelle possono invertire la tendenza. Ok, ma l'esperienza di Manuel Cannone, no? L'abbiamo sentita, e questa dà però speranza, perché al di là dei dati che abbiamo dato, che insomma non sono tanto positivi, anzi tutt'altro, invece c'è chi, un ragazzo di 23 anni, dice, sai che c'è, che io intanto mi scommetto, non solo io, ma abbiamo visto che c'è anche dei colleghi, quindi altri giovani, altre persone interessate. Insomma, ci sono gli spazi nei quali poi realmente, nuovi spazi nei quali realmente si può veramente iniziare. Infatti è una bella storia, anzi è sempre bello trovare altri ragazzi che stanno cercando di fare cose notevoli qui in Sicilia. È chiaro che non possiamo utilizzare un singolo esempio come un'immagine complessiva della realtà, certo. Serve fare in modo che ci siano altri Manuel, che Manuel conosca altre persone simili a lui con cui fare network. Di nuovo quindi serve fare in modo che si crei una struttura per cui altre persone possano scegliere di investire sulla Sicilia, possano scegliere di rimanere, possano creare aziende interessanti che quindi passino anche dall'innovazione, dalla tecnologia, quei settori che hanno un incremento di produttività e che quindi hanno un impatto più ampio sul territorio. Certo. Alfio Mannino, allora a questo punto si aprono anche nuovi orizzonti per il sindacato, perché il lavoro cosiddetto, possiamo definirlo tradizionale, si evolve, cambia. Abbiamo visto appunto questo esempio di questo giovane che insomma ha a che fare con tutto il mondo digitale, tutto quello che non è materiale ma ormai fa parte della nostra realtà lavorativa. Ma assolutamente sì, come dicevo noi abbiamo settori davvero in cui possiamo sviluppare un nuovo apparato economico e produttivo, come dicevo prima le filiere energetiche piuttosto che le nuove filiere agroalimentari e ambientali. E poi, come vi dicevo, c'è uno spazio enorme in una rigenerazione della nostra pubblica amministrazione in cui vi è la necessità di avere assunzioni per 30.000 ragazzi e ragazze. È chiaro che dentro questi settori innovativi, di tecnologia avanzata, filiere agroalimentari e filiere energie rinnovabili e pubblica amministrazione, c'è uno spazio enorme per dare una risposta occupazionale seria e di qualità alle giovani generazioni. Benissimo, ci fermiamo, brevissima pausa, poi ritorniamo di nuovo in studio. Restano davvero pochi minuti al nostro focus, allora a questo punto chiedo di essere veramente sintetici i nostri ospiti e chiedo a loro di fare una sorta di appello, no? A altri giovani, visto che si parla di giovani. Qual è? Un appello?
Con ora ci stiamo impegnando appunto a coinvolgere tanti giovani, da lì anche le prime iniziative ODA, ci abbiamo portato 100 giovani con un trolley in giro per Palermo, adesso abbiamo raccolto le testimonianze di 1150 giovani, un evento a Catania in cui abbiamo presentato 5 proposte strutturali. Stiamo cercando di portare un approccio inedito, sappiamo quanto è difficile quello che proponiamo, ma sappiamo quanto è importante provarci. Per questo, ecco, chiediamo a tanti ragazzi e ragazze, giovani, ma anche meno giovani, che credono si possa costruire di nuovo un futuro di crescita in questa regione, di unirsi a noi e giocarsi questa partita e fare in modo che la Sicilia possa tornare a crescere. Chiarissimo. Simone Dei Pieri, invece, sintetico, cosa... Cercherò di essere super breve. L'appello è lo stesso appello che qualcuno sempre ai giovani diversi anni fa. Interessiamoci di politica, facciamo politica in campo, se qualcuno si vuol candidare si candidi, chi non si vuol candidare ha tanti modi di fare politica e di intervenire, ma interessiamoci di tutta la cosa pubblica, investiamo il nostro tempo in questo, perché se non lo facciamo noi lo farà qualcun altro per noi, ed è importante mettere il nostro impegno in queste azioni, le nostre competenze e il nostro tempo, quindi tutto qua. Benissimo. Alfio Mannino, non chiedo a lei di fare un appello, ma so che il vostro impegno continua e soprattutto anche la testimonianza col vostro report. Dica. Ma posso dire una cosa? Invece Sì. un appello alle istituzioni vanno fatte. Il Presidente della Regione ha annunciato che nella prossima rendicontazione avremo un avanzo di amministrazione di 5 miliardi di euro. Noi l'abbiamo chiesto nel momento della presentazione del DEF e lo rilanciamo dalla vostra emittente. Il governo regionale destini almeno il 30% di quei 5 miliardi che sono risparmi degli anni precedenti per un grande investimento per il rilancio dell'occupazione giovanile. Bene, grazie veramente. Grazie anche a chi ci ha ascoltato e ai nostri ospiti ovviamente. Alla prossima.